E parlando di film, parlando del cinema, abbiamo detto prima che hanno riaperto le porte del cinema, il 100% delle persone possono entrare, quindi è una bellissima cosa. E tu è vero e basta, non dici niente di questa riapertura che è una cosa importantissima per il mondo intero, che finalmente possiamo andare a fare le cose che ci rendono felici, tu in silenzio. Me lo devi spiegare, me lo devi spiegare. E siamo a parlare, parlam! Signori, la bella notizia è che finalmente cinema, teatri e musei torneranno al 100% di capienza. E poi i film non solo si possono vedere a casa come abbiamo fatto per 1 anno e mezzo andando al multisala, si può passare finalmente dal salotto alla sala 8 e questa è una soddisfazione. A casa un film te lo godi a metà quando vai in sala al cinema tra Dolby Surround, 3D ed effetti serialmente nel film. Pensate io andai a vedere con mia sorella e mia nipote Frozen e di vedere talmente che era reale quello che stavamo vedendo che facevano freddo ai pazzi. Dopo 10 minuti talmente del freddo feci lo starnuto, uscì dal mio naso un polaretto. Alla fine del primo tempo alla maschera chiesi gentilmente: mi date 3 scatole di popcorn, 2 nachos e una tachipirina. Signori, dopo 80 minuti di Frozen disse mia nipote: zio, fai accendere il riscaldamento. Rispose mia sorella: dove vai? Va a finire che si scioglie tutto e ci perdiamo il finale. E allora, amici miei, nei multisala bisogna stare attenti, però ci sono tante sale, l'importante è non arrivare in ritardo al buio, altrimenti capita quello che è capitato a me. Mi sono andato a lamentare alla cassa, ho detto: è uno schifo, non solo ho visto il film, ma c'era gente che entrava ed usciva. Ha risposto cassiere: per forza, quella non era la sala, stavi nel bagno. E allora, amici miei, aspettando ecco che riaprono al 100% anche le altre attività, compresa la musica, ecco, torniamo al cinema e al teatro. E visto che sono le fabbriche dei sogni, speriamo che non vadano mai più in cassa integrazione. Grazie, ho parlato. È giusto quello che hai detto, però lanciamo anche un appello per i concerti, che speriamo che riaprano anche loro al 100%. Al 100%. Che è importante, la musica, senza la musica non si può vivere in questo mondo, vero?